Non solo abbiamo la siccità, quel poco d'acqua che abbiamo negli invasi, quando viene messa nelle reti dei consorzi di bonifica si perde perché i consorzi hanno delle reti colabrodo. Le elevatissime temperature che abbiamo registrato d'estate non è corrisposta all'erogazione di un corrispondente quantitativo di acqua necessario a evitare che le piante soffrissero. Chi dovrebbe agire e cosa dovrebbe fare? La politica deve intervenire, non può più girare lo sguardo di fronte a questo problema dei consorzi di bonifica che sono commissariati da 30 anni e che dovrebbero essere restituiti agli agricoltori. Vengono utilizzati come centri di potere. Le manutenzioni del caso non vengono effettuate, non vengono effettuati investimenti. Speriamo nella pioggia che arrivi, diciamo, abbondante, però chiaramente il problema infrastrutturale c'è, permane, si deve risolvere. Noi stiamo cominciando ad aggregarci, qui siamo 40 produttori, ma non possiamo più restare a guardare chi nell'inerzia ci fa morire. In realtà voi producete olio, ma vi occupate di piante spesso centenarie, avete cura di un territorio. Quando l'ultimo agricoltore avrà smesso di coltivare, che cosa succederà? Qui ci sarà il deserto perché vorrà dire che non ci sarà più acqua e tutte le piante centenarie saranno morte. Il territorio sarà abbandonato. Noi chiaramente ci battiamo e lottiamo e lotteremo fino all'ultimo respiro per evitare questo.